Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Io ho comprato le crocchette, quelle che non fanno ingrassare, come regalo, perché ieri era la festa del gatto, no? E sapete, Sammy Varin di gatti ne ha ben 3. Ho comprato le crocchette dimagranti. Però non fanno proprio un cazzo, cioè questi continuano a ingrassare. C'ho 3 gatti neri, che solo la Gora che ha 18, quasi 19 anni, è magrolina, tutta gli altri sono delle bolle nere che campeggiano in varie zone di Casa Varin, che poi ti sembra sempre lo stesso, perché sono 3 gatti neri, sembra sempre lo stesso che vedi in varie zone della casa. Dici, ma come? Ma c'è ancora qua? Ma prima era là. Però i gatti fanno bene alla salute, anzi ci vorrebbe un bel gattino qua, France, un bel gattino da carezzare, che molli giù un po' di peli. C'è già il cane di Kainarca, hai ragione anche tu. Buongiorno, 7:32, oggi siamo tutti vispi, pimpanti, allegri. Sarà che mi sono svegliato alle 4:15 stamattina, sai quando ti svegli che è presto, ma nello stesso tempo è anche presto per ritornare a letto a dormire. Dice, che cacchio faccio? E vabbè, sono arrivato qua un po' prima, ho fatto un po' di pulizie. Il buongiorno da Sammy Varin, certamente un'altra giornata di controinformazione targata 18 febbraio 2025. Buongiorno a tutti voi che ci seguite dall'automobile, brutte code oggi per Torino, di buon mattino. Ci pensavo, non erano neanche le 6, dicevo ma che cavolo, tutto bloccato alle 6 del mattino, uno spera di arrivare perfetto all'appuntamento, ti trovi sti codoni incredibili, santa pazienza. Buongiorno a chi ci segue invece da casa, bello tranquillo, canale 252 del televisore o sulla vostra radiolina DAB, ne vendono ormai a 20 euro di radioline DAB da Media World. Attenzione, se andate da Media World, protestate da parte mia, non c'entra niente la radio DAB, perché tu pensa un po', France, io non l'avrei mai immaginato, hanno smesso di vendere CD da Media World. C'è ancora l'insegna CD e musica, sotto ci sono i frigoriferi. Sono rimasto veramente basito. Volevo comprare il CD dei Modà per mia moglie e non c'è, ma ce l'hai tu? Ah no, pensavo tirassi fuori. Vendo, tieni, il CD dei Modà, uè. Cioè, dove si comprano i CD adesso? Mi hanno detto quelli di Sanremo in edicola. Va in edicola, quelli ormai sono dei spacciatori, gli edicolanti devono vendere qualunque cosa. Però ragazzi, che da Media World non vendono più i CD. Sì, ci sono i negozi che vendono dischi. Ce n'è uno in ogni città, però devi trovare bene. Sono veramente rimasto. E poi uno dice, perché compri tutto da Amazon? È colpa tua, Sammy Varin. Buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio telefonino. Questa è la soluzione più figosa, perché in qualunque posto, in qualunque momento vi potete sintonizzare su Radio Libertà. Poi, se siete un po' bravi, collegate il vostro telefonino all'impianto stereo di casa, all'autoradio e ci seguite nel modo migliore. Buongiorno anche agli amici del computer sul sito radiolibertà.net e naturalmente, già che siete lì, cliccate abbonati, sostienici e donate 5 euro a Sammy Varin, che ogni mattina vi tiene compagnia con la rassegna stampa. Proprio dalla rassegna stampa stiamo per partire. Prima però un'occhiata alle notizie della notte in
in rete sul Corriere c'è il Papa e le settimane di malattia trascurata tra udienze e messa al freddo, ho un brutto carattere, ne parlano naturalmente tutti i giornali, la salute del Papa, ma soprattutto si parla di questa tavolata che si è tenuta nelle scorse ore. Parigi, l'Europa non abbandona Kiev, ma sulle truppe i leader si dividono, e questa foto che viene calcata molto sia dal Corriere che anche tela chi da Repubblica. È vertice di Parigi, sia l'aumento della spesa militare, ma l'Unione Europea si divide sulle truppe. E qui naturalmente la domanda, subito, lo sapete, il bello di questa rassegna è che abbiamo un colloquio, voi ed io, attraverso il WhatsApp 340 6709 659. Già adesso potete inviarmi i commenti alle notizie che vi leggo, 340 6709 659. Io vi chiedo: con chi state voi a questo punto? Sono state anche le minacce al nostro Presidente della Repubblica Mattarella, bisogna specificare il nome, perché se non lo specifici, come ha fatto Salvini, Salvini è tiepido con le difese a Mattarella. Con chi state? State con la Russia? State con Trump? State con l'Europa? Ma se state con l'Europa, cosa ne pensate di mandare le nostre truppe in Ucraina? Allora io sono allievo servente radiofonista, cioè prendo il pezzo, il proiettilone, lo metto dentro nella canna, e sono anche radiofonista, non so se l'avete capito. Voi che cosa fareste? Mi viene da piangere, lascia sta. Comunque questa è una bella domandona, è una bella domandona. Conquistare, perché se non stai con nessuno sei tiepido, attenzione a essere tiepidi. Andiamo sull'ANSA. Macron, colloqui con Trump e Zelensky dopo il vertice di Parigi. Lo dice naturalmente Macron, la sua idea. La chiave è lavorare con tutti gli europei, gli americani e gli ucraini. Tutti qua almeno, giusto, è così che si fa. Dai, tuffiamoci sui quotidiani. Lo sapete, potete votarmi anche il vostro quotidiano preferito o quello malefico che non vorreste mai sentire. 340 6709 659. Ma il primo gettone me lo gioco io, perché sul secolo XIX c'è la notizia che non ti aspetti, anzi ce ne sono due. Una che è sottovalutata dall'altra stampa, quella importante: bombe contro una petroliera, Savona giallo internazionale. Questa è l'apertura del secolo XIX di Genova. 2 esplosioni aprono una falla sulla Sea-Jebel, battente bandiera maltese, partita dall'Algeria. Poteva essere un disastro ambientale. Questa è l'apertura in taglio alto del secolo XIX. 2 misteriose esplosioni hanno danneggiato una petroliera ancorata a poche centinaia di metri dal porto di Savona Vado. Nello scafo si è aperta una falla larga circa 1,5 metri. Secondo gli investigatori la causa sarebbe da attribuire a 1 o 2 bombe. Secondo gli investigatori nessuna pista può essere esclusa, compresa quella dell'attentato. Questa serviva per portare il petrolio. Da dove? Da chi? Magari lo scopriamo. Subito sotto, siamo sempre sul secolo XIX, la decisione, signori. Arriva la Salis a Genova e tutti: no, la picchiatrice. Calma, non era una picchiatrice, gli hanno messo il martello nello zaino. Salis, accetto la sfida. Ma non è lei, dai. Sindaco di Genova, l'ex atleta, però lei tirava il martello, l'ex atleta scioglie la riserva, scelta di cuore per la città che amo, il primo incontro con le donne, sì, di Movimento 5 Stelle, linea condivisa. Quindi la Salis
con chi si allea? Naturalmente con la sinistra. Scusami, Silvia Salis Amò, ex atleta olimpica, vicepresidente vicaria del CONI, raccoglie la richiesta di candidatura a sindaca di Genova per il Campo Largo. La mia è una scelta di cuore per la mia città, un impegno che prendo per il posto che amo. Mentre arriva anche l'appoggio del Movimento 5 Stelle, la Salis annuncia che il primo incontro sarà con le donne della coalizione. D'accordo? Ok. E allora possiamo abbandonare il secolo XIX per tuffarci. Rimaniamo un po' sui giornalini, come giornaletti, ma è un vezzeggiativo positivo naturalmente, cioè sui giornali meno conosciuti che raramente entrano in rassegna stampa, almeno sugli altri canali. Sicuramente ci entra il Messaggero, che comunque spiega bene nel titolo principale cosa sta succedendo sul fronte europeo. Truppe in Ucraina, Unione Europea divisa. Fumata nera al vertice di Parigi sull'invio dei militari dopo l'eventuale tregua tra Mosca e Kiev. Meloni arriva in ritardo e frena Macron. Gli USA vanno coinvolti, no a un formato anti-Trump. Vedete com'è più sincero il quotidiano Il Messaggero. Il vertice di Parigi si è chiuso con una fumata nera sull'invio di militari dopo l'eventuale tregua tra Russia e Ucraina. Dico, eventuale. I leader europei si sono assestati su posizioni contrapposte. Il cancelliere tedesco Scholz, prematuro parlarne. La presidente della Commissione UE von der Leyen, Kiev merita la pace attraverso la forza. Kiev merita la pace attraverso la forza. Boh. Dalla premier Meloni, arrivata in ritardo, ci vuole la giustifica, lo stop a Macron, che ha voluto questo vertice ristretto all'Eliseo. Gli Stati Uniti vanno coinvolti, no a un formato anti-Trump. E voi che ne pensate del formato anti-Trump? Vai con i WhatsApp 340 6709 659. Se vi interessa oggi il Messaggero intervista Crosetto. Bruxelles siederà al tavolo. Essenziale il dialogo con Washington. Molliamo anche il quotidiano Il Messaggero, vediamo cos'altro c'è sulla stampa minore. Questi poi ce li vediamo dopo. Certamente, ma va bene. Il Manifesto, me lo votate sempre, bastardi, ok? E allora andiamo con il titolo principale del quotidiano comunista Il Manifesto. Val bene una mossa. E si vede la von der Leyen con Macron che si incontrano e ci guardano. Che c'hanno da guardare? A Parigi il vertice voluto da Macron per rispondere all'offensiva di Trump e Vance si chiude senza decisioni. L'Europa afferma se stessa, cioè dice ci siamo, che è il motivo poi di la foto nella tavolata, ci siamo, nessuna pace in Ucraina senza di noi, spinge sul riarmo, ma resta divisa sull'invio di truppe. Quindi dici una roba, ma non la fai. Dalla Russia nuovo attacco a Mattarella, e qui naturalmente si apre la polemica, il nuovo attacco a Mattarella. Che cosa hanno risposto i vari partiti? Val bene una mossa, così titola oggi il quotidiano Il Manifesto, che subito sotto parla di migranti. Nella causa alla Corte europea è agli atti un parere critico verso la linea Meloni, così scrive il quotidiano Il Manifesto. Paesi sicuri, commissione contro l'Italia. Per la Commissione UE considerare sicuri paesi in cui sono perseguitate ampie categorie di persone non rispetta la direttiva. Lo ha messo nero su bianco davanti alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. Nel procedimento intervengono anche 14 paesi membri, la Francia è in sintonia con l'Italia, la Germania no. L'udienza è prevista per il prossimo martedì. Intanto il commissario agli affari interni Brunner ribadisce l'esigenza
di nuove norme sui rimpatri. La direttiva dovrebbe essere presentata a metà marzo, servirà al progetto albanese solo se le strutture saranno trasformate in CPR, ma il decreto è sparito dai radar. Meloni ai giudici del Lussemburgo: auspico che non compromettano i rimpatri, ma è un bluff. Così il quotidiano Il Manifesto, che chiaramente la racconta in modo completamente diverso rispetto ai quotidiani di centrodestra che vedremo tra poco e per cui noi tifiamo, ma va. Italia Oggi, agricoltura, dietro front dell'Unione Europea. Italia Oggi anticipa le nuove linee guida per il settore. Non saranno più considerati inquinatori, ma alleati del verde. Attenzione a redditività e sovranità alimentare. Oh là là! Cambia l'approccio dell'Unione Europea nei confronti dell'agricoltura, con una chiara volontà politica verso la semplificazione, la sensibilità verso la redditività e le condizioni di attrattività del settore. Alla base di tutto c'è il richiamo alla sovranità alimentare, fattore questo di evidente portata innovativa rispetto al passato e strumento per ridurre la dipendenza strategica da certe materie prime e la conseguente vulnerabilità. Questo è il principale titolo del quotidiano Italia Oggi. Dai, votate signore e signori, votate il vostro quotidiano preferito. Dove volete che vada? Attenzione, ancora pochi istanti e poi me ne vado su Repubblica. Attenti a voi. Il secolo d'Italia, sti fascistoni che vogliono il secolo d'Italia. Fammelo cercare. Non è semplice trovare. Vorrei vedere voi. Oggigiorno vai a comprare il secolo d'Italia in qualche città piddina e vedi un po' il tragitto verso casa, come ti guardano. È vero. Non c'è. No. Eccolo qua, il secolo d'Italia. Voilà! La solita foto, tutti riuniti intorno al tavolo. Ecco l'Europa c'è, sappiatelo. La Meloni incazzata, mamma mia, è arrivata in ritardissimo. Ucraina, i paletti di Meloni, scrive il secolo d'Italia. La pace è possibile solo con un asse tra Unione Europea e Stati Uniti. L'editoriale di Monica Pucci, 3 ore per poi riaggiornarsi. Il vertice convocato dal presidente francese Macron per decidere come procedere sull'Ucraina si è concluso in modo interlocutorio, ma ha fissato almeno un paletto sull'invio di truppe europee a far da scudo. Nulla si muoverà sul terreno fino a quando le garanzie non saranno massime. La Presidente del Consiglio Meloni ha lasciato il palazzo per ultima, senza rilasciare dichiarazioni, dopo i premier Starmer, Regno Unito, Tusk, Polonia, Sanchez, Spagna, Scholz, Olanda e Frederiksen, Danimarca, i presidenti UE Ursula von der Leyen e Antonio Costa e il segretario generale della NATO Rutte. Il cancelliere tedesco Scholz ha lasciato la riunione in anticipo e lui c'ha le elezioni. Europa e Stati Uniti devono continuare ad agire insieme per garantire la sicurezza collettiva, ha dichiarato parlando con la stampa all'ambasciata tedesca a Parigi dopo il summit all'Eliseo. Non ci deve essere una divisione della sicurezza e della responsabilità tra Europa e Stati Uniti, ha aggiunto Scholz. La NATO si basa sul fatto che agiamo sempre insieme e condividiamo i rischi. Questo non deve essere messo in discussione. Parole condivise anche dal premier polacco Tusk: qualsiasi pace in Ucraina dovrà essere giusta e duratura e Kiev dovrà essere coinvolta in tutti i negoziati di pace, ha detto il ministro polacco Tusk dopo l'incontro dei leader europei sull'Ucraina. Bla bla bla. Naturalmente vogliamo anche un vostro parere per questa foto al 340-6709-659. Io lo ricordo, quelli che mi dicono ma quale foto, che questa è una radio. Siamo anche in televisione. Se accendete il TV, avete il televisore smart collegato ad internet, andate sul 252 e questa rassegna stampa si vede anche. Si può vedere anche sul vostro telefonino andando sul sito radiolibertà.net
o scaricando la nostra app. Potete scegliere tra radio e televisione. Se schiacciate TV vi collegate tranquillamente al nostro canale televisivo, no? Perché molti mi scrivono dicendo cosa stai dicendo? La vedi solo tu quella prima pagina. Andiamo su Libero, 7.50, stanno arrivando decine di WhatsApp al 340 6709 659. Ne leggo uno e questo che mi da Gallarate, giuro che ci sono andato. Paolo dice: a Gallarate c'è Carù. Senti, ero in macchina, io sono nato a Monza, ho vissuto a Monza per 30 anni, abito nella zona di Cassano Magnago in provincia di Varese. Sì, da quanto? Da 15 anni, ma effettivamente a Gallarate, nonostante il sindaco della Lega chiaramente sia tra i miei migliori amici politici, ma ci vado poche volte. Ho girato in macchina per Gallarate, non sono riuscito a beccare, cioè il navigatore mi faceva fare il giro dell'oca e alla fine mi sono arreso. Sì, a Gallarate c'è il negozio Carù che vende CD, che vende dischi. Giurin giuretta luminga trovai, mi sono arreso alla fine perché ero di corsa, non ce la facevo. Bravo Sammy, i gatti fanno bene allo spirito, certo, e noi apriamo ogni giorno la nostra rassegna stampa con tanti gattini. Basta. Passavo per caso, ritorno subito sui quotidiani, no? Che dopo mi dite che inizi a leggere subito i WhatsApp, dopo vado avanti. Tuffiamoci su Libero. Come apre quest'oggi il quotidiano Libero? Meloni smonta Macron. La pace si fa con Trump. Il premier raddrizza il vertice convocato a Parigi per parlare di guerra in Ucraina, escluse troppe nazioni. Vanno coinvolti gli Stati Uniti, condivido le parole di Vance. In centropagina l'ultimo libro della Fallaci. Oriana racconta Coco Chanel. Te capì? Ordine del Viminale, aumentare i rimpatri. Dati 2024 sulla criminalità. È straniero più di un denunciato su 3. Il messaggio di Piantedosi a prefetti e questori e l'Europa sostiene i centri in Albania. Cominciamo a capire qualcosa di più. Siamo sempre in prima pagina su Libero. Il Papa resta in ospedale, degenza più lunga, i medici, quadro clinico complesso. Questa è la prima pagina del quotidiano Libero, su cui ci tufferemo naturalmente nei prossimi minuti. Intanto mi state votando anche La Verità, ma io per par condicio, insomma, non posso dopo Libero leggere subito La Verità. Dai, cosa sono? Un ultraleghista? Ma per chi mi avete preso? E allora vado sul quotidiano La Stampa per fare felici i nostri ascoltatori piddini. L'Europa in tilt. Il gelo di Meloni. Militari cuscinetto con la Russia. Gran Bretagna e Francia favorevoli. Germania, Italia e Spagna contrarie. Il nodo delle garanzie americane. Ucraina, al vertice di Parigi non c'è accordo sulle truppe per garantire la pace. La Premier, nessuna mossa senza gli USA. Dopo quasi 4 ore di discussione, le divisioni rimangono tra i partner europei, anche se con la riunione informale di ieri si è cominciata ad abbozzare una prima timida linea comune sulla risposta da dare a Donald Trump in merito al dossier della guerra in Ucraina e a quello della sicurezza del vecchio continente. Questa l'apertura del quotidiano La Stampa. Tra i richiami, prima pagina, Schlein sta con Conte, insieme in piazza. Oh mamma bella, c'è la Schlein sul quotidiano La Stampa, ma si parla anche di Marina Berlusconi, scrive Alessandro De Angelis, l'anti-Giorgia a destra. C'è poco da fare, la storia travalica i confini della casa e della storia di una leadership involontaria per evocazione. Ma che cacchio scrive questo? Questione di quid. Ah già, ma questa è La Stampa, fatta apposta per non capire che cazzo scrive, va bene, no? Questione di quid, anch'esso ereditato, quanto le fideiussioni di Forza Italia, che resta pur sempre un partito proprietario. Insomma, Marina, la cavaliera di fatto e di diritto. Il bello di questa storia è anche il suo essere apparire sempre come non compiuta.
Ragazzi, e complimenti ad Alessandro De Angelis, devo dire, cioè, ci vuole davvero un intelletto, un cervello pazzesco. Sarà che presto stamattina, ma comprate La Stampa, cercate di capire. Comunque l'intervista che c'è stata ieri sul Foglio a Marina Berlusconi chiaramente ha fatto storia, a noi non ce n'è fregato più di tanto. Ci sono due foto grosse in prima pagina sulla Stampa: la rabbia, le lacrime della cantante Gaia in TV con la Venier, l'orgoglio, Miriam Leone e l'interpretazione della Fallaci. Chiaramente qualcosa di interessante per qualcuno che andrà immediatamente ad approfondire. Giro la pagina, no mamma mia, no, non vi porto adesso sulla Stampa. Oggi c'è un bell'articolo, bello tra virgolette, su Matteo Salvini, proprio sul fatto che la Lega sia stata tiepida nel difendere il presidente e non l'ha nominato. Oh mamma mia, sapete come si intitola l'articolo sulla Stampa? Ve lo devo dire, perché solo il titolo capite un attimino. Zitto e Mosca. Fantastica, Flavia Perina. Zitto e Mosca. Il silenzio di Salvini non è un caso. Il vice premier non ha mai nascosto le proprie simpatie. Secondo lui tifare per Putin è come tifare per Trump. Vabbè, a questo punto vi leggo qualche riga, dai. Cioè, sai, quando gli metti lì la caramellina non gliela fai provare agli ascoltatori. E niente, Matteo Salvini non ce la fa. Anche ieri ha disertato l'ovvia incombenza della solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, peraltro in buona compagnia. Anche l'altro dioscuro del vecchio governo giallo-verde, Giuseppe Conte, ha preferito sopire, troncare, ignorare. Non è il dantesco bel tacere, ma tutto il contrario, un silenzioso avallo alla tracotanza del Cremlino, o almeno così lo percepisce il popolo filo-putiniano, che dopo 3 anni di amareggiato silenzio è andato di corsa sulla pagina social dell'ambasciata russa in Italia a testimoniare il suo plauso a Maria Zakharova. Sono elettrizzati, garantiscono che la maggioranza degli italiani sta con la Russia, invitano Mosca a non fare prigionieri, pure se invadesse l'Italia. Non abbiate nessuna pietà, perché rispettiamo solo chi ci mette i piedi in testa. Sono innamorati, cara signora Maria. Lei è una vera diplomatica, intelligente, preparata e anche molto affascinante. Nutrono per il Cremlino aneliti di gratitudine e addirittura invidia per la sua classe dirigente. Amano le sue meravigliose donne, le più belle del mondo. Ecco, il silenzio di Salvini è a suo modo un coerente, giudica quel popolo da sempre suo e non vede nessuna utilità nel contraddirlo, ammesso che possa farlo senza rischiare pericolose ritorsioni personali. E la platea che lo ha accompagnato fin dall'inizio della sua leadership, fin dal congresso del 2012, che lo lesse segretario alla presenza di Komov, Zubarev, di Russia Unita, il partito di Putin con cui la Lega si prepara a firmare un accordo di collaborazione, sono quelli che si iscrivevano alle associazioni d'amicizia Lombardia-Russia, Liguria-Russia, Veneto-Russia, Lazio-Russia, patrocinate in ogni regione italiana dal Carroccio per promuovere contatti politici e commerci. I fan del macismo putiniano, blandito dalla Lega con relazioni sempre più strette a dispetto di tutto. Il primo viaggio del capitano a Mosca nel 2014 lo vide benedire l'invasione della Crimea, che tutto l'Occidente aveva condannato mettendo mano alle sanzioni. Erano comunque tempi più facili per il salvin-putinismo. La guerra vera contro Kiev non era ancora scoppiata, doveva ancora arrivare l'orrore di Mariupol, delle fosse comuni, le immagini delle città ridotte a scheletri, dei profughi in fila nel gelo della frontiera polacca. Putin poteva corteggiare ed essere corteggiato senza pagare troppo dazio. Salvini poteva adorarlo apertamente e intestarsi un filo russismo che nessuno ha interpretato come lui, appena turbato dal sospetto di affari di quattrini piuttosto opachi, il famoso affair Metropol.
Mi fermo, ma Flavia Perina no, va avanti ancora il suo articolo a pagina 9 del quotidiano La Stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Aspetta che mi rialzo, ero qui sdraiato sul tavolo della rassegna stampa, ascoltando la musica di Veronica Rudian, la nostra pianista di Bordighera, che andiamo ad esplorare ogni settimana, perché ragazzi hanno delle produzioni immense questi artisti indipendenti che non girano purtroppo sulle radio blasonate, perché sono artisti che non pagano. Veronica Rudian, Horus Mirrors, classe 1990, pianista e compositrice che da Bordighera in provincia di Imperia si sta facendo conoscere per le sue incursioni musicali nel pop, nel rock, addirittura nella musica celtica, oltre che nei temi ambientali. Cercatela sugli store digitali, ma su YouTube c'è anche il nuovissimo album. 4 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, l'articolo di Flavia Perina
Varin vi ha elettrizzato, vedo sui social parolacce indicibili, e grazie agli amici che ci seguono anche lì sulla pagina Facebook di Radio Libertà, ma anche su quella di Lega Salvini Premier, seguitissima, milioni di ascoltatori ogni giorno, nonché Lega Giovani, grazie a voi che mi sbirciate, che mi ascoltate, ma soprattutto che vi incazzate, perché la rassegna stampa di Sammy Varin serve anche a questo. WhatsApp, sì, qualcuno voleva che andassi avanti con l'articolo della Perina sulla Stampa, che ve lo rifaccio vedere, so che vi piace farvi del male. Zitto e Mosca, l'analisi a pagina 9 del quotidiano La Stampa sul silenzio di Salvini. Silenzio di che? Perché quando parla, perché parla troppo, quando agisce è troppo dinamico. Sta zitto? No, è stato zitto. Che palle, ragazzi. Silenzio naturalmente su ciò che, e vi faccio subito vedere, ad esempio, si mette il quotidiano Repubblica, truppe per Kiev, l'Europa frena. E cosa sta facendo Salvini? E perché non dice qualcosa? Ma cosa doveva dire ancora su questo? Cioè, capisci che non c'è. No, Corriere, guardalo qua. Mattarella, ora Mosca minaccia. Mosca ha minacciato e Salvini è stato zitto e Mosca, capisci? Devo dirvi tutto, ogni volta. Dai, un po' di WhatsApp. Vediamo cosa sapete fare questa mattina delle notizie che finora vi ho letto. Ma dopo il vertice di Parigi, come va a finire per noi? Alla missionaria o alla pecorina? Chiedo per un amico. Caro Fabio, non ti rispondo. Voglio essere superiore a queste cose. Mattarella poteva parlare di meno e fare di più. Nel senso che potevamo anche dichiarargli guerra alla Russia, ma è meglio il regime europeo che dà un'impressione di democrazia ma di fatto distrugge la propria civiltà, o quello russo che difende i propri i propri valori? Roberto dalla Brianza. Capito che adesso qua ci sono tutti i fans della Russia, attenzione, Mattarella non può insultare la Russia, proprio adesso che cerchiamo la pace, no a truppe in Ucraina, basta con questa guerra, Trump, salvaci tu, scrive Silvio da Torino. Buongiorno a tutti, cosa dite sulla notizia dagli USA sulla denuncia contro l'agenzia Reuters su 50 anni di balle raccontate? E quando toccherà all'ANSA sta crollando tutto, governo italiano sveglia, via dall'Unione Europea e dall'euro, distinti saluti, e sempre lui, Corrado da Treviso, che vuole uscire da tutto. Io sto con tutti, anche coi marziani, non con i dementi che stavano a Paris. Ci sono tutti lì. Il nostro PDR, Presidente della Repubblica, sta zitto quando deve parlare e parla quando sarebbe opportuno non esprimersi, dice Erminio. Buongiorno, Sammy suona la carica, Anna da Brescia. Grazie Anna, gentilissima. Grazie a tutti gli amici che ci seguono e magari non ci scrivono, ma ditemi che ci siete, che a me fa piacere. 340 6709 659, mi appaiono subito i vostri WhatsApp. 340 6709 659. Ciao Radio Libertà, ci scrive Carlo, che poi ci videochiama, e non ci devi videochiamare, mandaci, registraci se vuoi un videomessaggio e io poi lo trasmetto. Ma ci sono anche tanti miei ascoltatori storici, ragazzi, vecchini come me, che fin dagli anni '80 ascoltavano Sammy Varin mentre facevano cosa? Facevano i compiti, no? E cavolo, io ero in radio e che parlavo e loro facevano i compiti ascoltando Sammy Varin a Radio Milano Caponord nel 1983. Fa piacere. Non ha senso trattare con Zelensky, non è il legittimo presidente dell'Ucraina,
quindi non ha voce nelle trattative. Sammy, buongiorno. L'unica cosa che posso pensare sul viaggetto della Meloni in Francia è che questi viaggetti inutili li paghiamo noi e mi girano le palle. E là là. Buongiorno Sammy, dai che forse questa UE ce la leviamo dai cosiddetti. E noi abbiamo l'astrologa, è un po' che non la sentiamo, che lo dice da mesi, con buona pace dei tarantolati di Stampa e di Repubblica. Fabio dalla provincia di Vercelli e l'Elvigo. Non posso stare con un'Unione Europea che da sempre ci tratta da serbi, causandoci sempre solo danni. Mi vergogno delle parole del Quirinale. La Salis ama solo violenza e occupazione di case altrui. Sì, ma questa non è quella. Pazzia, inviare truppe in Ucraina sarebbe la terza guerra mondiale. L'ultimo WhatsApp, dai, poi mi fermo. Buondì Sammy, ma la giornalista rossa Flavia Perina è la stessa camerata che qualche anno fa scriveva sul Secolo d'Italia: Valentino, io non vedo, non sento e non parlo, anzi parlo ma non ne parlo. Andiamo, ritorniamo sui giornaloni, dai che vi piace alla fine. Certamente, e vi dicevo il titolo del quotidiano Il Corriere: Mattarella ora Mosca minaccia, che è l'unico poi che ci va giù veramente pesante. Ora Mosca minaccia, questo è il titolo principale, ma si parla anche di migranti. Un'altra stretta: aumentare i rimpatri, così il commissario UE, quello che diceva prima il manifesto, nuove misure positive, chiaramente dipende dai punti di vista. Migranti, nuova stretta del Viminale, aumentate i rimpatri, questo l'input rilanciato dalla Premier Meloni, dal ministro dell'Interno Piantedosi alla conferenza dei prefetti e dei questori. Il commissario UE: misure appunto positive. Mogliamo il Corriere. Dove vado? Ah, mi state spingendo e non tirate, mi spingete sul quotidiano Il Giornale. Eccomi qua. Meloni, Europa unita ma con Trump. Il vertice di Parigi sull'Ucraina. La premier media con gli USA al summit di Macron. No all'invio di truppe. Mattarella e l'Italia sotto attacco dei russi. L'editoriale di Alessandro Sallusti dice così: chi non reagisce ha un criminale. Ci si può fidare di uno che, per risposta a un ragionamento non gradito sulla storia europea fatto da un presidente della Repubblica, non lo nomina mica, risponde facendo scherzo, facendo bersagliare dai suoi hacker i centri nevralgici di quel paese? Non penso proprio, penso che Vladimir Putin sia un criminale, e ieri lo ha dimostrato per l'ennesima volta, prima facendo minacciare dai suoi Sergio Mattarella, le sue parole avranno conseguenze, e poi scatenando l'inferno telematico contro i server degli aeroporti di Milano, dei porti di Trieste e Taranto e di Banca Intesa. Putin non gradisce che qualcuno gli ricordi, come ha fatto Mattarella negli scorsi giorni parlando all'Università di Marsiglia, una fondata analogia tra quello che ha fatto lui in Ucraina e quello che Hitler fece nel 1939 in Cecoslovacchia, occupata con il pretesto delle privazioni alle quali, secondo lui, era sottoposta la popolazione germanofona che abitava nella regione dei Sudeti, un'azione che fu la scintilla per espandere il Reich in tutta Europa. Certo, l'Italia fascista fu complice di quella sciagura, ma quasi un secolo dopo noi siamo una consolidata democrazia che aborrisce guerra e invasioni, mentre la Russia è ancora ferma alle logiche naziste e risponde alle critiche di un paese sovrano, come ha fatto ieri, con minacce fisiche e attacchi per ora elettronici, ma un domani chissà. Quella petroliera, Savona, ma finché l'Europa reagisce nel modo con cui ha reagito ieri nell'anomalo vertice convocato a Parigi da Macron, uno che vorrebbe governare l'Europa ma che non governa più neppure la Francia, credo che Putin abbia buon gioco a dire e fare ciò che crede. I principi europei sono ottimi, non molliamo l'Ucraina al suo destino, ma la velocità di reazione e la compattezza nelle decisioni sono incompatibili con quelle che mette in campo l'America trumpiana, e la sua ipotesi di pace certamente utile agli Stati Uniti e gradita a Putin, ma ancora piena di incognite per l'Ucraina e l'Europa. Da emergenza ucraina si sta passando velocemente a una
emergenza Europa. Così Alessandro Sallusti quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che parla anche di ingiuste detenzioni, 3 ogni giorno. Emergenza giustizia, ogni giorno più di 3 persone vengono ingiustamente detenute. Nel 2024 le domande accolte sono state 1293 contro le 1120 dell'anno precedente. A proposito di dati, quelli del Viminale, una rapina su 2 è opera di stranieri. Secondo il Viminale, su un totale di 822.801 persone arrestate o denunciate nel 2024, il 34,72% sono stranieri e oltre una rapina su 2 non è per mano di italiani. Infine, omicidio colposo, bimba sbranata dal pitbull di casa, indagato il padre. È indagato per omicidio colposo il papà della piccola Giulia, la bimba di 9 mesi aggredita nella notte tra sabato e domenica dal pitbull di famiglia mentre dormiva nel letto dei genitori. Disposta l'autopsia sulla bimba e, aggiungo io, anche un controllino sul papà per capire come mai non abbia sentito niente. Vabbè, uno c'ha il sonno pesante, però dormivano nello stesso letto. Siamo sul quotidiano Il Tempo. Tanto per cantà. Il vertice di Parigi segna il fallimento di Macron e dell'Europa. I leader parlano per ore, ma non si conclude nulla. Trump avanti senza Unione Europea. L'editoriale di Tommaso Cerno, caro Macron, non era meglio un bel 3-7? Il Tempo di Osho, Elli nelle scuole d'Abruzzo ma trova le porte sbarrate, me sa che stavolta ci hanno visto arrivare. E ancora, la Premier a Parigi, scetticismo di Giorgia, sono qui per l'Italia ma resto perplessa. Sempre sul Tempo, Papa Francesco resta ricoverato al Gemelli a tempo indeterminato. Il nuovo bollettino dice situazione complessa, ma soprattutto il sindaco condannato. Ora Riace si ribella, Lucano si dimetta o fatelo decadere. Tra poco andiamo a vedere. Comunali in Liguria, c'è un'altra Salis e lancia il martello. Elli e il caos, Genova, ricchissimo quindi di segnali oggi il quotidiano Il Tempo di Roma. Avanti con i quotidiani, certamente vado, sì, me lo ricordo, certo, il titolo di Repubblica, truppe per Kiev, l'Europa frena, ma anche la polemica con Concetto Vecchio, nuovi attacchi da Mosca, il gelo di Mattarella. Nel giorno del secondo avvertimento russo, Sergio Mattarella in Montenegro, visita di Stato in uno dei paesi dei Balcani che preme per entrare nell'Unione Europea. Pure il Montenegro avremo sul groppone. Qualche ora prima di mettersi in viaggio da Roma, ecco la doppia bomba sganciata da Mosca. Una minaccia al presidente, un'intrusione hacker. Com'è l'umore quando mette piede in albergo alle 18:30? Di sereno silenzio, nessuna replica, come già venerdì dopo il primo sfregio. Così quest'oggi il quotidiano La Repubblica. Ultimo quotidiano che andiamo a esaltare, il quotidiano La Verità, che pure lei è di questo parere ufficiale: l'Unione Europea non c'è più. La ventata mossa di Macron ha il pregio di far cadere il velo. Il vertice di Parigi per reagire alla pace di Trump sull'Ucraina è un fallimento e la rappresentazione plastica dell'irrilevanza politica dell'Unione a 27, che cela però un'insidia da sventare: l'idea di aggirare il voto unanime in nome di una difesa comune. Il vertice voluto da Macron per individuare una strategia in Ucraina non produce nulla. 0 accordi sull'invio di truppe, Londra preme, la Germania frena, le stime più ottimistiche parlano comunque di un contingente esiguo.
0 accordi sul debito comune per la difesa. L'Unione ha disatteso tutte le sue promesse, pace, integrazione e prosperità, rivelandosi utile solo per le rendite degli eurocrati e il dominio dei paesi più forti sui più deboli. La sua fine, proprio per questo, non sarebbe una cattiva notizia, ma c'è da scommettere che contro ogni evidenza la retorica del serve più Europa proseguirà con un nuovo inquietante obiettivo: superare il criterio dell'unanimità nelle decisioni cruciali. Siamo sul quotidiano La Verità. De Pascale, tassator scortese. Il modello Emilia getta la maschera, signore, aumentano le tasse a go go in Emilia Romagna, ma anche in Toscana. Way, way, way. Mi spiace, voi che avete votato PD, commesso da stranieri il 40% dei reati violenti, scrive oggi La Verità in prima pagina. Gli immigrati rappresentano circa il 9% della popolazione in Italia, ma sono il 34,7% delle persone arrestate o denunciate nel corso del 2024. E se si parla solo di stupri, furti, rapine e spaccio, la percentuale si impenna. Quindi sono pochi, il 9% della popolazione, ma si danno da fare di brutto sul fronte reati. Capito, mi hai? Clandestini e stragi fanno esplodere cortocircuiti nella Germania al voto. La CDU vuol fare a meno di AfD? Ma come? Sulla scia di sangue lasciata dagli ultimi attentati che hanno funestato la campagna elettorale tedesca, ha fatto esplodere l'allarme. La scia di Stato ha fatto esplodere, la scia di sangue ha fatto esplodere l'allarme su questa immigrazione incontrollata in Germania. CDU, CSU in testa ai sondaggi, ma il programma sulla sicurezza rende difficili le alleanze, non la sinistra, con la sinistra. Resta però il no ad accordi con AfD, scrive Valerio Benedetti con i soliti errori di scrittura, non suoi naturalmente, ma che ci sono su ogni quotidiano. È per quello che uno la rassegna stampa non la fa neanche, non riesce a leggere cosa c'è scritto, non è scritto in italiano. Fine vita, scontro a destra, il PD tenta sgambetti. In Lombardia, Fratelli d'Italia contro Bertolaso, i Dem implorano Bruxelles di sanzionarci. Sul fine vita, i Dem Moretti e Nardella provano a sobillare la Commissione UE affinché costringa l'Italia a seguire l'esempio toscano, facendo leva sul vuoto normativo e sulle disparità. Intanto il primo caso di suicidio assistito in Lombardia agita il centrodestra. Fratelli d'Italia, Bertolaso non ci ha coinvolti. Così quest'oggi il quotidiano La Verità, come vedete, è bello polemicuccio, insomma, è ufficiale, l'Unione Europea non c'è più. Che ne pensate voi? WhatsAppatemi al 340 6709 659, perché lo sapete, 10 minuti e ricomincio ancora a leggere i vostri WhatsApp. Andiamo su Libero, me lo state votando, vado su Libero per parlarvi di una cosa che non vi aspettate. A pagina 10 di Libero si parla di Sanremo, si parla di patriarcato, poi magari adesso prima o poi esploderà quella bolla che sta già vagando su vari canali, anche importanti come Striscia la Notizia, insomma, il vincitore di Sanremo e chi lo ha prodotto, e che anche chi ha prodotto questo vincitore ha prodotto anche gli scorsi vincitori di Sanremo, sempre lo stesso produttore, la stessa produttrice, la stessa manager, che uno dice ma è brava, sì, stanno dicendo così i media per il momento, dicono è brava, ha sempre vinto Sanremo, e però i gomblottisti chiaramente fanno i gomblottisti e dicono molte volte delle cose giuste. Pagina 10, quotidiano Libero, il patriarcato fa impazzire la sinistra. Cortocircuito tra le femministe e i compagni. Qualcuno critica il podio di Sanremo, altri salvano i maschi fragili. Intanto la Fornero rivaluta i paesi arabi. Pietro Senaldi, la filosofa Michela Marzano si consola del fatto che i primi 3 classificati a Sanremo, tutti uomini, abbiano trionfato raccontando le fragilità del genere maschile. Olly rimpiange la fidanzata perduta e
e si strugge nella speranza di tornarci insieme. Lucio Corsi non si vergogna nel raccontare di non essere mai stato duro e ci fa sapere che comunque ha fatto pace con se stesso. Brunori Sass vuole bene alla figlia, ma è assalito dai dubbi sull'amore genitoriale e non sa come accorciare le distanze con il sangue del suo sangue. Evviva! Se il patriarcato è sconfitto a Sanremo, specchio dell'Italia, c'è speranza, conclude la Marzano. Spiace raffreddare gli entusiasmi della signora, ma se il jukebox fosse davvero un termometro così fedele della società, il problema del maschio padrone sarebbe risolto fin dai tempi di Lucio Battisti. 60 anni fa, quello che tuttora è uno dei più grandi cantanti italiani chiedeva scusa al tizio che trovava in casa con la sua ex fidanzata, cercava una donna per amico e se qualcuna lo scaricava reagiva determinato: da domani qualcosa io farò, piangerò. Più docile, rieducato di così, non per dar lezioni comunque, ma tutti gli esperti del tema spiegano che il più pericoloso per le donne non è il maschio alfa che quando lo molli riesce a farsene una ragione, ma proprio quello fragile che abbandonato perde il senso di sé e diventa distruttivo. Qua mi fermo, ragazzi, ma se oggi acquistate il quotidiano Libero è assolutamente da leggere l'articolo di Pietro Senaldi che, chiedo scusa, riassume un po' quelle che sono state le dichiarazioni del dopo Sanremo e non soltanto, da Michela Marzano che ha parlato del podio dell'Ariston dicendo: sono uomini arrivati con testi autentici, nessuno di loro parla la lingua della virilità tossica, nel senso che i primi tre erano tutti un po' sfigati, diciamocelo. Shandi Vasci è risultato, diceva: la maschiocrazia del festival è innegabile, va cercata nella restaurazione del vallettismo. Chiaramente cercate voi di capire, di tradurre cosa dicono questi intellettuali. Luca Marinelli e l'emergenza, siamo tutti vittime di un sistema patriarcale che io penso non abbia fatto bene a nessuno. E infine ci mette dentro pure Elsa Fornero ai paesi arabi. Che legittimazione ha l'Europa per chiedere ad altri di promuovere i principi che non difendiamo? Chiaramente il cocktail è tutto per voi sul quotidiano Libero. Non ho letto i bacchettoni, eccoli qua. Avvenire, divisioni armate, non passa il sostegno militare diretto né si individua una strategia per partecipare alle trattative. Divisioni armate. Ma c'è anche il rapporto ISMU, gli stranieri residenti in Italia verso la quota di 6 milioni, governo avanti sull'Albania. In Italia le persone con background migratorio. Oh, sta bene questo però, Ma tu hai un po' il background migratorio, secondo me, Non sei migrato, hai un background migratorio. Si avvicinano ormai a quota 6 milioni. Il rapporto ISMU scatta una fotografia del mondo migrante in Italia, un popolo ormai numeroso, consolidato, variegato, crescono i richiedenti asilo e i ragazzi stranieri senza cittadinanza, diminuiscono invece gli irregolari e i migranti arrivati dal mare. A riguardo il governo è determinato a portare avanti il protocollo Italia-Albania, ha detto ieri la Premier Meloni, parlando davanti alla conferenza dei prefetti e dei questori. Non c'è altro che ci possa interessare, la prima pagina del quotidiano Avvenire. Andiamo sul Corriere, dai, abbiamo ancora una manciata di secondi prima della pausa delle 8:30 all'interno del Corriere. Certamente a pagina 3 il Quirinale e la scelta con Palazzo Chigi e Farnesina, nessuna risposta ufficiale chiaramente all'attacco di Mosca. La triangolazione, il governo fa quadrato intorno al presidente, tutti a far quadrato, ma il retroscena, i distinguo giallo-verdi, Lega molto tiepida e il movimento sottolinea la sua presa di distanza. Signori, oggi sul Corriere Emanuele Buzzi con Marco Cremonesi scrivono: Lega tiepida, tiepidissima. Movimento 5 Stelle solidale con il capo dello Stato, ma con osservazioni.
Il nuovo attacco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte di Maria Zakharova, la portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov, vede un copione leghista simile al precedente. Nessun commento di Matteo Salvini e una nota stringatissima e nemmeno troppo tempestiva da parte del vicepresidente della Commissione Esteri della Camera Paolo Formentini. La Lega era e sarà sempre in difesa della sovranità nazionale. Ribadiamo la solidarietà al presidente, senza il nome, soltanto la carica. Don, do, do, don. Non hanno nominato il nome e il cognome del presidente, quelli della Lega. Zitto e mosca! Tacciamo di infinite cose, signori, e whatsappatemi, ditemi la vostra su questa carta che a volte è davvero straccia. 340 6709 659. Fate impazzire il nostro computer di bordo e io torno tra poco leggendo i vostri messaggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Trionfo dell'alta pressione con tempo in ulteriore miglioramento. Al mattino prevalenza di sole, salvo addensamenti a ridosso della dorsale appenninica e qualche nube bassa in Val Padana. Nel pomeriggio cielo un po' più nuvoloso al centro-sud, ma non si prevedono piogge se non qualcuna isolata in Sicilia. Temperature in leggero rialzo con massime tra 7 e 12 gradi al centro-nord fino a 16 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gardi i vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua, poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 40 408 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
È da scoprire, è da riscoprire questo cantautore, si chiama Sergio Bassi, ormai da qualche anno non è più tra noi, ma è stato anche il cantautore di molti di voi perché ha portato avanti un pensiero importante per quanto riguarda la questione del Nord. Sergio Bassi, il Conte Max fa parte del suo ultimo CD raccolta, ma fa parte anche di molti vostri ricordi del passato e coloro che hanno frequentato i gazebo di Radio Padania Libera negli anni passati, ma tuttora di Radio Libertà, avete trovato e trovate i CD di Sergio Bassi in distribuzione. Il Conte Max, ascoltata alle 8:37 minuti primi per ricordare il grandissimo Sergio Bassi. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin rassegna stampa insieme, perché la facciamo insieme, ai quotidiani oggi in edicola. Le vostre richieste, perché qui non si mette musica, ne passiamo una ogni mezz'ora, solo artisti indipendenti, ma si leggono quotidiani e naturalmente se avete i vostri commenti me li spedite al 340 6709 659 perché io ogni mezz'ora ne leggo un pochetto. Io sto con Trump, punto, scrive Marco. Se l'Europa sostiene i centri in Albania, perché non fanno contenti i giudici sinistri e si pronunciano una volta per tutte? E ancora, non sapevo che alla stampa lavorassero dei drammaturghi. Caro mio, sono io il drammaturgo, ma non sono turco. Faccio un po' di dramma, ma il punto di quest'oggi è proprio che sul quotidiano La Stampa l'articolo è della Perina, zitto e mosca, è veramente lascia in sta su Matteo Salvini, naturalmente. WhatsApp, leggi l'editoriale di Secchi, come ben evidenzia i 4 punti cardine nella mossa di Giorgia Meloni. Va bene, tra poco te lo leggo, me lo richiedi, io lo leggo. C'è un WhatsApp audio, lo sentiamo, dai, sul cursore. Walter c'è come tutte le mattine. Volevo Ciao. sapere questi giornalisti che scrivono adesso contro la pace, per la pace con l'Europa, quanti soldi hanno preso dall'USAID. Per Reuters, te lo dico per esperienza personale, per far lanciare i sassi contro le camionette dei militari israeliani, la Reuters, i giornalisti, per fare le foto, davano $30, $20, anche $5 ai bambini palestinesi e questi lanciavano i sassi e loro scattavano le foto e poi articoli su articoli. Walter, ciao. Grazie caro, noi naturalmente non ci vogliamo credere, però non sei l'unico, anche con Sallusti, povero Sallusti pagato dall'USAID, nemmeno i 5 euro, Marco, dagli a noi 5 euro, perché non è il Sallusti nostro direttore, quindi dacceli pure. Ritorniamo alla grande intelligenza di Miglio, scrive ancora. Buongiorno Antonio D'Asiago, qualcuno aveva lo scorreggione, a noi è rimasto un iponeuronico. Non so di chi stia parlando Antonio, veramente non ascolto. Buondì, Mozzarella e i suoi compari cattocomunisti devono finirla di dare dei nazisti a tutti quelli che non la pensano come loro. Fabio da Udine sta scherzando, presidente. Presidente Sergio Mattarella, bisogna specificare, se no la peggior razza sono i comunisti. Ok, tutto chiaro. La Lega dovrebbe chiedere le dimissioni del presidente per aver messo in pericolo gli italiani. Senti un po' questo. E ancora Gino, solo una demente come la giornalaia della Stampa può pensare che questa marcia Unione Europea è una democrazia, quando in effetti è una dittatura mascherata, quindi la peggiore. Ancora, anche noi abbiamo un abusivo al Quirinale. Non è previsto dalla Costituzione la rielezione. Le parole che ha farfugliato a Marsiglia non sono parole da persona responsabile. Bisognerebbe far presente a quel signore che lui le conseguenze gli fanno un baffo perché non paga bollette, affitto, viaggi, tutto gratis. Non pago affitto, vi ricordate questa? E a noi chi ce le paga, caro Joe? Diventa anche tu presidente della Repubblica un po' di volte e poi mi fermo, se no arrivano qua a metterci il lucchettino alla porta, no? Dove vado? Sì, vado, no, non mi mandate da nessuna parte, però mi avete richiesto l'editoriale di Mario Secchi sul Libero
E io giustamente rispondo alle richieste. Parola d'ordine: atlantismo, realismo, libertà e coraggio. Il segreto della leadership è trovare il tempo e la misura, né prima né dopo, ma nel momento giusto, né troppo né poco, ma con precisione. Giorgia Meloni ieri a Parigi era attesa da un difficile appuntamento diplomatico. Una fuga in avanti di Emmanuel Macron rischiava di portare il vertice su strade pericolose, prima di tutto quella anti-americana, in una fase delicatissima della storia. Il suo intervento ha raddrizzato un vertice impostato male da Macron nel formato e nelle premesse politiche. 4 sono i punti chiave. Il primo punto si chiama atlantismo. La Meloni ha rimesso i pezzi sulla scacchiera al posto giusto. Fuori dall'asse euroatlantico c'è solo un avventurismo che non calcola le conseguenze di una rottura con Washington. La palude letale dell'antitrampismo. La palude letale dell'antitrampismo. Sto campionando, ok? Per l'Italia è una linea rossa che non si può superare. Il nostro alleato naturale si chiama America. Il secondo punto si chiama realismo. Quando Meloni ricorda a Macron e a Scholz che la guerra in Ucraina l'abbiamo pagata tutti, cala sul tavolo dell'Eliseo la carta della verità che Francia e Germania nascondono per interessi di bottega e difficoltà interne. La scelta di difendere la sovranità di Kiev è un imperativo, come lo è quello di non allargare il campo di battaglia inviando truppe europee. Il terzo punto si chiama libertà, quella di parola, pilastro di ogni altra libertà. Quando Meloni dice di condividere le parole del vicepresidente Vance, chiude il cerchio con il quarto punto, si chiama coraggio. Così Mario Secchi quest'oggi sul quotidiano Libero, e naturalmente se avete qualcosa da obiettare scrivetemi 340 6709 659. Ero sul Corriere, mi avete distolto perché il Corriere all'interno fa un bel approfondimento sul governo. Dove siamo? Scusatemi, ho schiacciato un bottone che non dovevo schiacciare. Eccolo qua, sì. Sul governo, pagina 12, il governo spinge i prefetti a aumentare i rimpatri e sull'Albania esorta l'Unione Europea. Così scrive quest'oggi Monica Guerzoni sul Corriere. Per essere presente alla conferenza dei prefetti e dei questori d'Italia, Giorgia Meloni aveva persino valutato la possibilità di disertare il vertice di Parigi sull'Ucraina. E se la Premier ci teneva così tanto a parlare dal palco della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, è perché ritiene il contrasto all'immigrazione regolare di massa una priorità assoluta del governo. Non a caso, proprio ieri, la donna che guida il governo e l'uomo che guida il Viminale, Matteo Piantedosi, hanno spronato prefetti e questori ad aumentare i rimpatri degli stranieri irregolari, che secondo il Ministero dell'Interno avrebbero una tendenza a compiere delitti più alta rispetto agli italiani e ai migranti regolari. Il trend delle persone rispedite nei paesi di origine e in crescita insegna un più 41% dal 2021. La leader di Fratelli d'Italia non si arrende alle sentenze dei magistrati che hanno bloccato i centri in Albania, anzi rilancia. Il governo è determinato a portare avanti il protocollo Italia-Albania, a trovare una soluzione a ogni ostacolo che ci appare. Il monito attraverso il quale Meloni rivendica il diritto della politica a governare, convinta che gli italiani siano con lei in questa battaglia contro l'insicurezza, torna a bacchettare le toghe, ma non fa cenno al nuovo decreto atteso da giorni. Il provvedimento studiato per far ripartire i centri di Schengen e Giadè, trasformandoli in centri per il rimpatrio, ha incontrato notevoli difficoltà tecniche e di costi e non è detto che approdi domani in Consiglio dei Ministri. Nell'attesa, Meloni spera nei giudici del Lussemburgo. L'auspicio è che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea scongiuri il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio non solo dell'Italia ma di tutti gli Stati membri, e poiché il protocollo con Edi Rama è naufragato sulla definizione di paese sicuro, la Premier alza gli occhi al cielo
quello di Bruxelles. Penso sia importante anticipare l'entrata in vigore di quanto previsto dal nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Le opposizioni continuano ad attaccarla sul fallimento del protocollo e sulle centinaia di milioni buttati, e anche per tacitare PD, 5 Stelle, IV, AVS più Europa, la Premier confida che la svolta UE arrivi prima del 2026 e faccia un po' di chiarezza. Questo ed altro sul quotidiano Il Corriere, che poi appunto racconta di meno arrivi ma più regolari. L'immigrazione si consolida, tra virgolette. Il nuovo report ISMU sui flussi in Italia, gli sbarchi giù del 58%, aumentano le richieste di residenza. Dal 2011 al 2023 un quarto delle pratiche di cittadinanza è stato accolto dove? In Lombardia. Così il Corriere, certamente di questo argomento comunque si parla anche su altri quotidiani, mentre il Fatto Quotidiano mette in centro pagina la foto del tavolone europeo per dire ci siamo. L'Unione Europea preferisce la guerra, però litiga sulle truppe. Gli esclusi, gli 8 all'Eliseo divisi e senza idee sull'Ucraina. E poi il caso Mattarella, tutti con lui, critiche dai 5 Stelle, Ovadia sul Reich è senza memoria. Quest'oggi sul Fatto Quotidiano. Siamo sul Giornale e, come dicevamo, una rapina su 2 è opera di stranieri, scrive oggi il quotidiano Il Giornale a pagina 8. Il 34% dei reati commesso da immigrati. Aumentate le espulsioni nel 2024. Da mesi prende corpo anche l'ipotesi di dotare di un braccialetto elettronico chi fa richiesta di protezione internazionale. Già ordinati 100.000 pezzi. La pericolosità degli irregolari è 50 volte superiore a quella degli italiani. Dal 2021 all'anno scorso l'aumento dei rimpatri segna un più 41%. Quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, dove si parla anche di hotspot. L'Unione Europea adotterà il protocollo Albania, Brenner, così garantiti i rimpatri. Il commissario all'interno elogia il sistema italiano. Piantedosi, gli sbarchi sono diminuiti del 60%. Molliamo il quotidiano Il Giornale, tra pochissimo ci sarà anche il Qui Parlamento, tempo di leggervi però il titolo principale del Resto del Carlino: truppe in Ucraina, l'Europa si spacca. In centropagina il Papa, si allunga il ricovero del Papa, ma c'è anche il delitto premeditato da quasi 6 mesi, l'omicidio di Giulia Tramontano. A Bologna la vigilessa uccisa, i giudici negano il femminicidio, e poi uno speciale sulla posizione numero 2 di Sanremo, corsi da Grosseto a Sanremo, tortelli e chitarre, il mondo di Lucio, per l'appunto il Lucio Corsi. Qui Parlamento. A parlare il deputato Ottaviani, ne ha facoltà. Prego, onorevole. Grazie signor Presidente. Ma io, come normalmente avviene all'interno di quest'Aula, preferisco sempre ascoltare, perché il dibattito è fatto soprattutto di costruzione, è fatto di dialettica, avrebbe detto Hegel, non è fatto di preconcetti e soprattutto non è fatto di asserzioni che in realtà andrebbero bene per qualsiasi tipo di argomento, asserzioni che andrebbero bene per qualsiasi tipo di momento parlamentare, perché francamente rimaniamo basiti quando si lanciano delle invettive e soprattutto si indicano delle premesse, arrivando poi a delle conclusioni diametralmente opposte e contrarie rispetto alle premesse tracciate. Abbiamo ascoltato poc'anzi alcuni gruppi delle minoranze ancora una volta sottolineare quello che è il profilo della decretazione d'urgenza, quello che è il profilo della richiesta della fiducia. Allora, delle due l'una: o non ci si rende conto del fatto che probabilmente all'interno delle aule parlamentari i regolamenti impongono, se si vuole portare a casa un determinato risultato concreto, di andare alla sintesi e soprattutto
di fare una sorta di chiamata alle armi politica per chi crede in un determinato meccanismo di alternanza e soprattutto di sintesi parlamentare, oppure ancora una volta si fa quella che Gorgia De Leontini chiamava la sofistica e nulla di più, che non è filosofia, che è dibattito sterile fine a se stesso, perché quando si fa riferimento a quelli che dovrebbero essere, secondo alcuni gruppi della minoranza, non precisati e soprattutto non puntualizzati profili di urgenza, profili anche di merito di questo provvedimento, si salta a piè pari quella che è l'indicazione elaborata dalla Corte Costituzionale con la sentenza la 244 del 2016, ove definisce la Corte, che è il giudice delle leggi, provvedimenti similari a quello che noi ci stiamo accingendo a convertire come provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, laddove l'omogeneità viene data dal fine, non viene data dalle singole materie. Se il fine è quello di riattivare un paese nel quale per anni, per troppi anni, le minoranze hanno assunto, le odierne minoranze, quello che era il ruolo di veicolo, mentre in realtà hanno contratto obbligazioni lasciandole a quelle che sono le generazioni future senza volerle pagare, ecco, è questa la differenza tra il nostro modo di agire e il modo di agire da chi è stato relegato all'opposizione per i prossimi anni e probabilmente non solo all'interno di questa legislatura. E allora come si fa a dire che materie che riguardano le istituzioni, che riguardano l'articolo 1 del decreto, che riguardano l'attuazione del PNRR, l'articolo 8, che riguardano le emergenze, l'articolo 1, l'articolo 2 in materia di affari sociali, trasporto, lavoro, o come si fa a dire ma la questione relativa alla scarsità di risorse e di riserve idriche della Sicilia è una vicenda che poteva essere affrontata in altro modo. Qui dobbiamo intenderci, vogliamo risolvere il problema, soprattutto come si fa nelle aziende, come si fa anche nelle ottime famiglie, dividendo quello che è l'approccio tra breve, medio e lungo periodo, o vogliamo far finta ancora una volta di occuparci di problemi dei quali in passato abbiamo dovuto stigmatizzare l'assoluta incompetenza e l'ignoranza sotto il punto di vista semantico, perché è questo il motivo per il quale questo decreto si sta perfezionando, sta andando a meta anche e soprattutto con gli sforzi di un governo che si è concentrato per rimanere assolutamente all'interno di quei parametri indicati dall'Europa in materia di PNRR. E sì, perché qui poi si saltano a piè pari quelle che sono le indicazioni che non provengono da riviste specializzate del centrodestra o dai giornali o da qualche televisione di comodo, si saltano a piè pari quelle che sono le indicazioni che promanano dalla stessa Commissione europea, quella precedente a quella attuale, guidata però dalla stessa leader, che nel febbraio-marzo del 2024 ha dovuto ammettere come l'Italia sia assolutamente in linea con quella che è la realizzazione delle milestone e dei target, e se c'è la realizzazione e soprattutto siamo on time rispetto a questi che sono i due parametri di riferimento, non c'è asserzione politica pregiudiziale che tenga. Questa è la realtà che è sotto gli occhi di tutti e se l'ha detto anche la von der Leyen, a lei almeno le minoranze dovrebbero credere. Si faceva riferimento prima ai 194 miliardi. Beh, allora credo che Remelius Perpensa, se c'è qualcuno all'interno di quest'aula parlamentare con 400 componenti che sia in grado di portare avanti quella che è l'asserzione secondo la quale quei 194 miliardi sono stati richiesti tutti per opere che servivano e per opere irrealizzabili, o è un fariseo o è un assoluto visionario, un soggetto che probabilmente potrebbe non avere neppure la Compus Sui e quindi come tale evitare anche quella che è l'agonia di un processo, perché se non si ha la completa capacità di intendere e di volere, soprattutto se non si ha la capacità critica di ammettere che in quell'emergenza probabilmente è stato fatto tutto un grande calderone e poi nel corso del tempo andavano riselezionati e rivisti gli interventi esattamente come sta facendo questo governo di centrodestra, si mente sapendo di mentire. E sapete qual è il problema? E mi rivolgo soprattutto all'eccellentissima Presidenza.
è che la cartina al tornasole di questa vicenda continua a non darcelo, continua a non darcela a un personaggio di centrodestra, ma continua a fornircela chi in quel periodo, in quel momento, ha portato avanti quella che era l'attuazione e quel disegno. E non ci stiamo riferendo a Conte, ma ci stiamo riferendo anche e soprattutto a Draghi. Draghi, in un'intervista che volutamente la sinistra sta cercando di far passare sotto silenzio, un'intervista rilasciata sul Financial Times non più tardi di 3 giorni fa, ha dovuto fare il mea culpa. E quando sostanzialmente si ammettono gli errori, noi come cultura di centrodestra siamo disponibilissimi a riparlare, a rivedere quelle che sono delle posizioni, soprattutto se vanno nella direzione dell'interesse nazionale. Allora, se Draghi stesso arriva a dirci che l'Europa in questi anni si è fatta male da sola, che l'Europa in questi anni ha portato avanti una sorta di dazi contro se stessa, facendo dazi e portandoli all'interno delle stesse strutture comunitarie, e se Draghi stesso oggi ci dice che per superare l'impasse servono da 800 a 900 miliardi con un altro piano che è superiore rispetto a quello del PNRR, beh, delle due l'una: o ci siamo illusi che quel tipo di ricetta fosse la panacea di tutti i mali, oppure c'è stato qualcuno che ci ha propugnato, che ci ha prospettato quella ricetta come risolutiva, mentre in realtà era il prodromo, era l'inizio di ulteriori problemi che, grazie al cielo, il centrodestra si sta avviando a risolvere. Non solo, ma lo stesso Draghi, e possiamo dire anche quelli che sono gli organismi di controllo dell'economia a livello internazionale, la scorsa settimana ho ribadito come dal 2009 al 2024 gli Stati Uniti hanno immesso risorse nell'economia, non drogandola, ma aiutandola sotto il punto di vista keynesiano, per ben 14 mila miliardi. L'Europa nello stesso periodo, al netto, anzi all'ordo di quello che è avvenuto anche per il PNRR, ha immesso risorse per 2.500 miliardi. Ma come possiamo competere se ancora una volta non ci si rende conto che le nostre imprese, le nostre famiglie hanno bisogno di risorse, ma risorse che vengano prodotte in termini positivi, non risorse per le quali poi pagherà Pantalone o non si sa chi andrà a estinguere l'obbligazione. Certo, non ci vengano a parlare oggi di New Generation e soprattutto non ci vengano a parlare alcuni che sono i diretti responsabili del disastro dell'utilizzo delle risorse per quanto riguarda la transizione ecologica, perché sulla vicenda relativa al bonus 110 sono state portate avanti qualche cosa come 6 manovre finanziarie che sono state bruciate per appena il 2% della popolazione attiva. Qui Parlamento. Ciao a tutti gli spettatori di Radio Libertà, io sono Anna La Croce, per chi ancora non mi conosce, sono una cantautrice catanzarese, quindi vengo dalla Calabria, di 18 anni. È uscito da qualche mese il mio nuovo singolo, Ci sono anch'io. È molto importante per me perché parla della forza dell'essere sempre se stessi e della lotta contro il bullismo. Vi invito ad ascoltarlo, è presente su tutti i digital store, ma da martedì sarà presente anche su questa radio dalle ore 9. Mi raccomando, non mancate in questa diretta e continuate ad ascoltarla. Vi invito anche a seguirmi su tutti i social, mi trovate come Anna La Croce. Ci vediamo presto, voglio sapere un vostro parere. Ciao!
Ci sono anch'io, giovanissima Anna La Croce, a malapena 18 anni. Ma cara Anna, non ci siete semplicemente, ci siete solo voi, perché Sammy Varin ogni mezz'ora trasmette solo artisti indipendenti, moltissimi alle primissime incisioni. Il nostro contro Sanremo è quotidiano. Bravissima Anna La Croce, lei è seguitissima, arriva da Catanzaro. In questo pezzo ci sono anch'io, racconta il coraggio di accettarsi nonostante il bullismo che c'è sempre intorno a noi. Buongiorno da Sammy Varin, grazie anche agli artisti che mi inviano le loro produzioni a sammy.varin@radiolibertà.net o cercando Sammy Varin o Radio Libertà sui social. Ormai si è sparsa la voce che ogni mezz'ora noi trasmettiamo un artista assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma che ha un grande seguito nella propria zona, e molto spesso troviamo qualcosa di veramente importante. Mi richiedono la grande Sergio Bassi, grazie dei complimenti. Naturalmente ricordo di Sergio da sempre su queste frequenze, visto che Sergio Bassi ha frequentato alla grande, ai tempi ancora, Radio Padania Libera. Prossimamente, va bene, manderò anche in onda Val Padana, una alla settimana, per ricordare il grandissimo Sergio Bassi, di cui trovate comunque ancora i CD in vendita qui a Radio Libertà, in tutti gli eventi con la nostra radio. Il buongiorno da Sammy Varin, ma anche dai vostri messaggini. Ne ho qui tantissimi da leggere, però volevo ancora spuntare qualche titolazione e qualche segnalazione dai quotidiani oggi in edicola. Il Resto del Carlino, QN Quotidiano Nazionale, a pagina 3 si occupa della notizia che sotto traccia è poi la notizia del giorno: il paragone con i nazisti. Per Putin è un oltraggio, soprattutto se viene da noi. Se ne parla a pagina 3, intervistando Mara Morini dell'Università di Genova, esperta di Russia, che spiega: la Russia con Roma ha un amore-odio, ma siamo in buona compagnia di Francia e Germania, anche se qui filtra meno. Tutto da leggere, la spiegazione perché Putin si è arrabbiato e perché abbiamo fatto quei paragoni. Pagina 3, Quotidiano Nazionale, che si occupa anche del fenomeno Lucio Corsi. Vi dico la verità, sono molto indeciso se inserirlo nella programmazione di artisti indipendenti. Lo sapete, sono i piccoli stracci alla regola che facciamo. Lui non è più indipendente, però ha fatto tanta gavetta negli scorsi anni. Il fenomeno Lucio Corsi, a pagina 14 del Quotidiano Nazionale. Chitarre, Maremma e Tortelli, è il nostro barone rampante. Viaggio nel Grossetano alla scoperta del mondo del cantautore rivelazione del Festival di Sanremo. La nonna Milena: ho chiuso la trattoria per vederlo in TV, ho rischiato l'infarto, l'aspetto per la festa. Sì, sono indeciso appunto se inserirlo, perché ha ben 3 album da scoprire e canta cose belle, ma soprattutto canta la semplicità, che è una roba che mi piace davvero tanto. Il quotidiano Il Tempo: Putin all'attacco dell'Italia, ancora Mattarella nel mirino, hacker contro aeroporti e banche, a pagina 4. Questa Unione Europea è finita da tempo. L'Italia non si immoli per altri. Il quotidiano Il Tempo intervista, a pagina 4, Claudio Borghi Aquilini. Il senatore della Lega dichiara: l'unica strada è trattare da soli con Trump. I nostri prodotti non sono una minaccia per gli Stati Uniti. Tutta da leggere l'intervista a Claudio Borghi di Edoardo Sirignano quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, che parla anche di Lucano. Riace si ribella a Lucano, il sindaco condannato. Si dimetta o il prefetto ne decreti la decadenza. Pagina 6 del quotidiano Il Tempo.
L'opposizione chiede l'applicazione della legge Severino e la rimozione della carica di primo cittadino dell'eurodeputato di AVS. Il consigliere Trifoli: vogliamo solo che si rispetti la legge. Il segretario comunale avrebbe negato alla minoranza la comunicazione arrivata dalla Cassazione al sindaco. La denuncia delle opposizioni: non sta facendo nulla per la città, pensa solo a portare altri immigrati irregolari sul territorio nazionale. È ora di sapere che cosa fare con questo sindaco di Riace condannato. Certo, non tutte le condanne sono andate a buon fine, gnigniro, gnignetta, però che facciamo? Lo teniamo lì a fare il sindaco di Riace? Intanto prosegue a fare l'europarlamentare. Avanti ancora con le segnalazioni, sempre dal quotidiano Il Tempo, e ne parliamo questa mattina alle ore 11 nel Qui Parlamento. Oggi avremo l'onorevole Laura Cavandoli. Riapre la rottamazione quater. Ecco come si potrà aderire. Salvini: ossigeno agli italiani. 1000 proroghe al Senato. Accolte le proposte della Lega, che ora punta alla quinta edizione. Pace fiscale è la parola d'ordine della Lega. Iniziamo questo percorso riaprendo i termini per la rottamazione quater. I contribuenti che hanno perso il beneficio potranno presentare una nuova domanda entro il 30 aprile di quest'anno. Diamo una seconda opportunità a tanti cittadini per bene che, pur volendo, non sono riusciti a pagare le tasse, che, lo sapete, se non si pagano alcune rate tutto si ferma. Più tempo alle amministrazioni locali, inoltre, per deliberare le aliquote e le tariffe dell'imposta municipale unica, l'IMU, per garantire una gestione più efficace delle risorse fiscali. Ne parliamo questa mattina alle ore 11. Su Repubblica, so che vi interessa e ve lo ricordo, intanto apriamo anche le linee, chi vuole parlare con me 0292947222, ma su Repubblica, come si fa a non ricordarlo, c'è l'intervista alla Schlein. La Premier ora scelga e abbandoni il cappellino di Donald. Te capì? L'avevo appena comprato, dobbiamo abbandonare il cappellino di Donald, ma porco cane. Dovrebbe spiegare in aula da che parte sta, se con l'Europa o con il presidente americano. Giorgia Meloni venga a dire in aula da che parte sta, se ha deciso di indossare la maglia dell'Europa o il cappellino dei Trump. Ma com'è la maglia dell'Europa, a proposito? Non mica vista. Di ritorno dall'Aquila, ancora ferita dal terremoto del 2009, Ellis Line arriva trafelata alla Camera, dove si vota l'ennesima fiducia. Trafelata, gli occhi incollati sulle agenzie che raccontano il summit di Parigi. La segretaria PD critica apertamente l'eccessiva timidezza, parente stretta della subalternità, mostrata dalla nostra Premier nei confronti del Presidente degli Stati Uniti. Signori, Giovanna Vitale, oggi su Repubblica, che fa proprio il paio con Zitti e Mosca sulla stampa, parlando male naturalmente della Lega. 0292947222. Voglio sentire un po' di voci dei nostri radioascoltatori. Cosa ne pensate dei titoli di quest'oggi? Cosa bolle in pentola? Buttiamo la pasta? Pronto? Pronto, Sammy? Buongiorno. Buongiorno, sono Mario. Complimenti sempre per grazie. il brio che dai la mattina. Grazie. No, senti, l'Europa meriterebbe di finire, e finirà, grazie a Dio, va bene? Solo, a parte il fatto che il giro degli affari del vino in Italia è 1,5 miliardi di euro, cioè gigantesco, meriterebbe di finire solo per il fatto che vogliono scrivere. Guarda, questa è una cosa molto grave che praticamente rovina la nostra economia, va bene? Mettere cioè sul vino mettere nuoce gravemente alla salute, ma qui si stanno fuori di senno. Ma scusa, ma uno davanti a un piatto di carbonara, no? O di fettuccine al ragù, che si beve l'acqua minerale, verrà un bel Montepulciano d'Abruzzo, cioè, ma qui si stanno fuori di testa. L'importante è non esagerare, niente fa male se usato moderatamente. Anche un minima quantità di stricnina non ti ammazza l'eccesso,
Ma questa qua del vino è una rovina, perché ci stanno intere regioni, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte, che campano proprio sul vino. E questi vogliono mettere, perché tu ti mangi una bella carbonara, ti bevi un bicchiere d'acqua minerale, secondo loro. Ma come cazzo ha ragione sta gente? Grazie Ciao. caro, sicuramente meglio della stricnina. Il vino sbranata dal pitbull. Indagato il papà, non ho capito nulla, scrive a pagina 16 oggi La Repubblica. A Cerra l'uomo è accusato di omicidio colposo, la sua versione al vaglio. Sul cane Tyson nessuna traccia di Giulia, oggi nuovo sopralluogo. Tan da da dan. Pronto? Caduto. Un'altra chiamata 0292947222. Pronto? Sono io, Ciao. sono me. Ciao Sammy, contentissima di sentirti, hai tutta la mia solidarietà che alla mattina leggi tutte le panzane, le balle, la propaganda che USAID che ha chiuso Trump farà finire anche in Italia, perché ormai lo sanno tutti che questi giornali sono finanziati da chi sappiamo noi per raccontare le balle. Gli uccelli paduli sono arrivati, caro Sammy, e io spero che anzi, sono quasi certa che la Meloni ha capito che da che parte stare e non può dichiarare guerra come vorrebbero tante persone, a partire da quello che c'è e che lì a Roma coi capelli bianchi e che istiga, appunto, non può dichiarare guerra agli Stati Uniti e alla Russia, perché abbiamo visto nel secolo scorso come sono finiti, e meno male che Scholz l'ha capita, perché la Germania si ricorda ancora di come è finita nel secolo scorso, quando ti metti contro l'America e la Russia. Io sto dalla parte assolutamente, tu sai di chi, della Russia e di Putin. La Russia non è nostra nemica, la nostra nemica è l'Unione Europea. Tantissimi hanno scritto all'ambasciata russa, alla Camera di Commercio russa a Milano. Il popolo italiano ha capito ed è dalla parte dei russi e degli americani. Allora, sono cominciati a Riyadh i colloqui, quindi noi non possiamo avere tentennamenti. Trump non la riconosce, come ha detto Vance, non riconosce questa Unione Europea, questa entità che grazie a Dio è finita, per cui lui collaborerà con i vari stati e lo Stato italiano deve stare con l'America e con la Russia. Fine della storia. Io spero che tantissimi italiani siano solidali, mandino i loro commenti, la loro adesione all'ambasciata, come sta succedendo. E gli uccelli paduli ormai sono arrivati, caro Sammy, quindi ne stiamo vedendo delle belle, come dicevo io, ma ne vedremo davvero ancora delle belle. Grazie cara, un saluto all'uccello padulo e naturalmente anche, perché no, a Flavia Perina, che quest'oggi sulla Stampa, pagina 9, titola "Zitto e Mosca. Il silenzio di Salvini non è un caso. Il vice premier non ha mai nascosto le proprie simpatie. Secondo lui tifare per Putin è come tifare per Trump." 0292947222. Siete voi a commentare le notizie del giorno. Questa è Radio Libertà. Pronto? Pronto? Buongiorno. Caro Sammy, sono reduce da una malattia, mi sento dopo 2 mesi. Piacere di ritrovarti. Anche noi siamo un po' schifezzosi, però vedi che resistiamo, dai. Mi ritrovo un buco in testa, ma pazienza. L'importante è che te l'abbiano richiuso. È andata bene. Ascolta, intanto devo fare i complimenti al Servizio Sanitario Nazionale, che è eccezionale, e lo voglio dire a tutti. In seconda battuta volevo dire, ma fino a ieri, secondo la signora Schlein e i suoi ex compagni, perché adesso non si chiamano più compagni, non so come si chiamano, quello che veniva dall'America era il verbo, cioè tutte le stranezze che arrivavano ad oltreoceano erano il verbo. Guai a criticarlo,
Mi ricordo che ai tempi di Obama, quando qualcuno si permise di dire è bello, giovane, abbronzato e colto, per carità, era un razzista. Adesso invece bisogna fare la guerra agli Stati Uniti e alla Russia. Forse questo atteggiamento mi ricorda quello di un certo signore che tutti disprezzano oggi, ma una volta erano piene le piazze che battevano le mani, senza sapere che si finiva male mettendosi contro tutto il mondo. E si finisce male quando ci si mette contro a chi ci ha garantito la pace per 40 anni, ci ha pagato la difesa, perché questo è, noi quanto a difesa abbiamo risparmiato, noi Europa abbiamo risparmiato fino adesso, scaricando questo compito sul contribuente americano. Adesso qualcuno ce lo ricorda e apri Dio cielo. Che ne pensi? Ciao. Grazie carissimo, è un grande piacere averti nuovamente con noi e chiaramente spezziamo una lancia anche per tutti coloro che ogni tanto si fanno aggiustare qualcosina, e anch'io sono in attesa di far aggiustare qualche tocco, ma è normale, quando si diventa grandi bisogna mandare in riparazione qualche pezzo. Aiuti ai fragili e meno fondi al green, dal governo 3-4 miliardi sulle bollette, signori, a pagina 10 della Verità. Non entrerà nel prossimo Consiglio dei Ministri, ma a febbraio l'esecutivo presenterà un decreto sul costo dell'energia. Abbiamo rotto le palle anche su questa radio, dai che ce la facciamo. Si pensa a interventi sugli oneri di sistema e a uno sconto per i bisognosi, misure allo studio per evitare la tagliola UE. 0292947222. Pronto? Tocca a me. Prego, buongiorno. Buongiorno Varin. Dunque, volevo fare una considerazione. Se tu abiti a Torino e hai bisogno di un ecodoppler alle carotidi, ti risponde il CUP che puoi andare a marzo del 2026. Non ci sono soldi, siamo rovinati, non ci sono soldi. Poi scopri che l'Europa, quindi anche l'Italia che è uno dei maggiori contribuenti, ha foraggiato l'Ucraina con 134 miliardi. Ora l'Italia è uno dei maggiori contribuenti. Quei soldi lì si sarebbero potuti usare per la sanità. Ma perché non li abbiamo usati per la sanità? Perché bisogna fare gli interessi della classe dominante, i quali sono rimasti un po' delusi perché adesso gli affari li fanno gli americani e noi europei non li facciamo. Perché, come al solito, la classe dominante fa le guerre per i propri interessi e la classe dominata, cioè il popolo, ha un unico scopo: servire come carne da cannone. Grazie caro, un abbraccio e la voce del popolo, signori, è il bello della nostra radio. Ogni telefonata è sincera, senza filtri né censure, nessuno vi chiede di cosa dovete parlare e nessuno vi dice ti richiamiamo, forse voi chiamatelo 0292 947222 e entrate al volo in diretta. Mentre sulla Verità si scrive Radical Tilt, De Pascale getta la maschera. De Pascale, il capo dell'Emilia Romagna, il modello Emilia Romagna è solo tasse, lacrime e sangue. Il governatore Rosso presenta il conto ai cittadini, stangata fiscale con aumenti per 420 milioni e scarica la colpa sul governo tacendo chi ha creato il buco nella sanità. Loro, il PD. Pronto? Buongiorno Semmi, buongiorno. Qualcuno ha evocato il Veneto. Ecco il Veneto, la voce del Veneto. Allora, a proposito dell'attacco dei russi alla presidenza della nostra Repubblica, diciamo chiaramente come stanno le cose e nessun giornale ne ha parlato. Gli italiani hanno fiancheggiato i nazisti nella seconda guerra mondiale, come dice giustamente la Zakharova, e hanno ammazzato i loro nonni e i loro bisnonni, per cui è importante che lì al Quirinale chi scrive quei discorsi che poi Mattarella recita si guardi bene come estende certe frasi e certi termini,
perché se noi ne subiamo ora le conseguenze è colpa di quei 4 cervellotti al Quirinale che hanno sottoposto quelle frasi al presidente Mattarella, che molto superficialmente le ha pronunciate, e poi si è anche messo il cappello rosso della laurea honoris causa. Grazie Sammy, Grazie a te. A Milano, nella città di Sala, 30 all'ora è un lusso. Signori, quello che vi dice da sempre Sammy Varin, ce la compriamo un'auto ibrida che almeno fino a 30, 40, 50 all'ora va elettricamente, è la soluzione di tutto quanto. Chiaro che aspettiamo gli incentivi. Un'indagine di TomTom sbugiarda il primo cittadino milanese. Area B e area C fanno schizzare il traffico più 2%, e le automobili a Milano camminano in media a 22 all'ora. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Mi permette una battuta su Milano? Sala ha concesso ai milanesi la versione carrozza, 30 all'ora. Bene o male è quello che andava allora. È vero. È vero. Allora, ma non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo? Perché l'Europa si è schierata contro gli Stati Uniti? Perché non c'è più un governo democratico. Quando c'era Trump, quando c'era Biden, l'Europa era schieratissima a fianco degli Stati Uniti, tant'è che ha fatto il servo sciocco all'ordine del padrone. Chi è che ha creato l'Unione Europea? Chi è che ha voluto l'Unione Europea? Blair, uno di sinistra della Gran Bretagna, e Clinton, che è un dem degli Stati Uniti, seguiti poi a ruota da Prodi e all'epoca dal presidente, che non mi ricordo chi era, della Germania. Quelli hanno voluto nel 91, 92, 93 gli Stati Uniti d'Europa. Adesso è arrivato Trump e quindi i loro pronipoti non possono andare contro a quello che era stato creato negli anni 90, e da qui la contrapposizione dura agli Stati Uniti. Se avesse vinto Kamala Harris e avesse fatto la stessa cosa, cioè andare contro la Russia, cioè creare la pace, vedresti che l'Europa si sarebbe allineata, ma non lo possono fare proprio per una questione ideologica. Quindi io temo che questi pazzi, perché stiamo parlando di pazzi psicopatici fuori dalla realtà, a meno che non succeda qualcosa, ci creeranno molti problemi. Ti saluto Sammy, grazie. Sempre ciao. grazie per la visione, ai nostri ascoltatori hanno una visione potentissima. Si arrivano dal mare senza documenti, non sono migranti ma clandestini. Sì, vagliela dire alle scuole di giornalismo. Sto leggendo i vostri WhatsApp, ma voi continuate a chiamare 0292947222. Ne leggo ancora qualcuno, c'è un audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Buongiorno Sammy, Pierre dalla Romagna. Poi là. Dunque, il Presidente della Repubblica Italiana, intendo, ha commesso un errore madornale in quella sua Lectio Brevis. Ingorditi, tronfioni di questo grande ruolo dell'Unione Europea di fianco all'Ucraina, che ribadiamo non è né in Unione Europea, non è nella NATO, quindi non era un problema fondamentale dal punto di vista tecnico per l'Unione Europea. Con il cambio delle scelte delle politiche degli Stati Uniti, ovviamente si trova completamente spiazzata, incapace, improbabile. Voglio ricordare però a loro signori che sostengono le guerre ideologiche che i cittadini italiani, compreso quello che parla, hanno speso una barca di quattrini per i danni arrecati dal sovrapprezzo del gas e di tutti i beni alimentari che ne dipendono, più tante altre cosine. Sono migliaia di euro per ogni italiano. Noi questa guerra non la vogliamo perché non è la nostra e non possiamo assolutamente condividerla. 0292947222. Avanti con le chiamate. Pronto? C'è qualcuno sull'altra linea? Vediamo l'altra. Pronto? Ciao, sono Giorgio da Monza. Ciao Giorgio.
volevo dire qualcosa all'ascoltatore che ha chiamato prima dicendosi favorevole al fatto che noi ci accolliamo le spese per la difesa. Sarei d'accordo anch'io, però a una condizione. Dato che gli Stati Uniti occupano questo paese da 80 anni, noi ci accolliamo tutte le spese per la difesa e loro si levano dai coglioni perché hanno qua 118 basi tra installazioni e basi militari. Se loro le smantellano tutte, tornano a casa loro e smantellano anche le basi segrete dove interrogano certe persone, come è già venuto fuori da inchieste della magistratura, a me sta benissimo e ci accorgeremo magari che i russi non sono nostri nemici, ma sarebbero fatti nostri. Quindi facciamo questo scambio e levatevi le basi dall'Italia, ma soprattutto dalla Padania, in quanto a me dell'Italia frega relativamente. E con questo vi saluto, Padania libera, Roma merda. Salute a voi, come bei tempi ragazzi, porco cane, secessione sempre, e poi chiamavano gli immigrati, Semivarin razzista, no sì, poi chiamavano quelli di Palermo, voi la vostra secessione, dove dovete mettervela? È singolare che mentre si cerca di fare un modesto tentativo di pace, l'Europa discute sull'invio di truppe a pace fatta, forse, scrive Jenny. Sì, me ne vado, ma come sempre grazie, telefonate o WhatsApp, riprendiamo tutto alle ore 11 parlando di rottamazione e pace fiscale, ma tornando a parlare un po' che non se ne parla più di autonomia. A che punto è l'autonomia? Avremo in linea il professor Marco Paolino con il collega Giuseppe Brienza. Paolino fa parte del gruppo di esperti che collabora con il presidente della Camera Fontana per la riforma dell'autonomia differenziata. Alle 11.30 nel Focus Valle d'Aosta commenteremo i fatti regionali e nazionali con un rappresentante della Lega in Valle. Da